campionato di calcio di C2 sfrutta domani la pausa prevista dal calendario per recuperare le 6 partite relative alla 15ª giornata, rinviate come è noto per il tempo. In quella occasione si disputarono infatti appena 3 gare: Brindisi Foligno, Galatina Senigallia e Sassuolo Maceratese. Queste squadre ovviamente domani osserveranno un turno di riposo. Il Matera quindi affronterà fuori casa il Cesenatico con il peso di dover sopportare per la seconda volta la lunga trasferta tra le più faticose del campionato. La comitiva biancazzurra è partita in mattinata con una rosa di 16 giocatori. Non fa parte del gruppo Dobbiano, vittima di un risentimento muscolare. La gara di domani si offre a varie valutazioni, tutte sufficientemente motivate, per cui sembra aperta a qualsiasi risultato. Dopo le più che confortanti prove fornite dal Matera ultimamente in casa e fuori, è lecito aspettarsi quantomeno una conferma di questo rendimento, per cui il pareggio sembra alla portata di Sassanelli e compagni. Non si può però non tener conto del fatto che spesso in trasferta il Matera ha giocato alla pari con le sue avversarie, tutte o quasi di alta classifica, meritando in qualche occasione la vittoria. Successo pieno che potrebbe venire domani, visto che si incontra una squadra che, classifica alla mano, è alla portata del Matera. E c'è infine chi mette in guardia l'ambiente, temendo un pericoloso rilassamento della squadra con relativa scarsa concentrazione dovuta proprio alla serie positiva fin qui conseguita, con il rischio quindi di tornare sconfitti. Lo stesso Giannattasio, anche per evitare questo rilassamento nella squadra, ha dichiarato che teme più la trasferta di Cesenatico di quella di Civitanova, proprio per le insidie che nasconde a livello di concentrazione. I romagnoli sono appaiati in classifica al Matera e hanno conseguito in casa gli stessi risultati dei biancazzurri, vale a dire 4 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta. Tra i punti forti della squadra senz'altro l'attacco, che pur privo di nomi di spicco ha messo a segno ben 17 reti, risultando tra i più forti del campionato. Il tallone d'Achille dei romagnoli è invece la difesa, che si è fatta infilare 17 volte. Come si vede, ci sono validi motivi che possono alimentare da una parte i timori, dall'altra le speranze, a conferma che si tratta di una partita che sfugge ad ogni pronostico. Per quanto riguarda la formazione da mandare in campo, Giannattasio è orientato per la conferma degli stessi uomini impiegati a Civitanova, vale a dire Mattarollo, Ghedin, De Canio, Tataranni, La Palma, Incarbona, Piocchi, Lazzara, Bertoia, Sassanelli e Trevisan. Arbitrerà l'incontro il signor Ceccarini di Livorno.